Semplicemente Amy e tanti colori. Questo raffigura il murales inaugurato al Parco Catene di Marghera dedicato a Emiliano Galeazzo, per tutti Amy. Un murales che racconta la sua vita, interrotta bruscamente a 48 anni. Veneziano, margherino, fiorentino d'adozione, Amy, dopo aver perso la vista in seguito a un incidente a 26 anni, ha iniziato un nuovo percorso, sensoriale ma anche di grande empatia verso chi lo conosceva e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo in seguito. Per questo, a un mese dalla sua morte, i suoi più cari amici hanno voluto ricordarlo con qualcosa di tangibile, colorato e simbolico. Anima fragile. Il murales, realizzato dal writer Andrea, descrive la vita di Amy, il suo amore per i tramonti, le rose nel suo giardino, i gatti. Vicino al suo profilo, infatti, è stata disegnata la casetta in cui ospitava gli amici in Toscana. Le teste e le mani rappresentano loro e l'energia che lui gli ha trasmesso. All'inaugurazione, oltre agli amici, anche quelli non vedenti e ipovedenti che Emiliano ha conosciuto nella sua vita.